Rete Agevolazioni News del 22 dicembre 2021. Benvenuti in questo programma dove vi aggiorno sulle ultime novità che sono emerse nell'ultima settimana nell'ambito della finanza agevolata e degli incentivi per le aziende. Vi ricordo che sono le prime puntate di questo tipo di presentazione e quindi vi chiedo di darmi anche un feedback se questo tipo di formato vi piace, vi interessa. Quindi potete lasciarmi dei commenti nella piattaforma su cui poi andrete a utilizzare o a verificare questo format. Questo format che è sia una live su YouTube che sugli altri social media, ma è anche poi un podcast, quindi verrà poi trasferito anche in podcast. Quindi fatemi sapere anche qual è il formato che preferite utilizzare. Veniamo dunque a quelle che sono le notizie, quindi i contenuti veri e propri di questa diretta. Notizia importante, è uscita la settimana scorsa. È uscito la settimana scorsa il bando INAISI 2021 a valere sul 2022. Ricordo che i nomi del bando di solito scostano di un anno rispetto a quello poi che è la data di effettiva applicazione, quindi bando INAIL per il 2022. Le date di attuazione effettiva mancano ancora, quindi le comunicheranno nei primi mesi dell'anno prossimo, sarà la comunicazione da parte di INAIL, però sappiamo che nel 2022 avremo un bando INAIL che consente un fondo perduto del 65% fino a 130.000 euro, quindi un bando assolutamente molto importante, destinato ad investimenti aziendali che comportino dei miglioramenti di salute e sicurezza dei lavoratori. Per esempio la sostituzione di macchinari non marcati CE, oppure che siano ante 2010, oppure riduzione del rischio rumore con interventi ambientali o con modifica di macchinari e tante altre situazioni che possono rientrare nell'ambito degli investimenti aziendali che comportano, come dicevamo, miglioramenti della salute e sicurezza dei lavoratori. Novità di quest'anno: è stato riaccorpato il bando relativo all'agricoltura, quindi in questo bando sono inseriti anche i trattori e gli accessori e gli attrezzi per l'agricoltura e anche quest'anno abbiamo integrato come rischio da ridurre il rischio derivante dall'esposizione a materiali contenenti amianto, e quindi abbiamo anche tutta la parte di bonifica delle coperture di amianto e degli altri materiali contenenti amianto rivolte alle aziende che possono essere finanziate con il 65% a fondo perduto fino a 130.000 euro. Nel link che trovate nelle note all'episodio trovate la scheda completa e gli approfondimenti. Passiamo al Veneto. È stato pubblicato un bando per la ricerca e sviluppo collaborativi. Si tratta di un contributo a fondo perduto del 40% per progetti che vanno dai 150.000 euro fino ai 700.000 euro, quindi anche qui contributo molto importante, molto interessante. Deve essere collaborativo, nel senso che questo bando deve essere presentato da almeno 3 imprese. È ammissibile anche la presenza in aggiunta di grandi imprese, novità importante di questo tipo di bando, con un'aliquota di fondo perduto ridotta, però c'è la possibilità appunto per le grandi imprese di partecipare. Le spese ammesse le vediamo qui nell'elenco: conoscenze e brevetti, strumenti e attrezzature, quindi rivolte sempre alla ricerca e sviluppo, consulenze specialistiche e servizi esterni di carattere tecnico-scientifico, personale dipendente, spese per realizzazione di prototipi, spese generali supplementari e altri costi di esercizio e spese per garanzie e di costituzione dell'ATS. Anche questo un bando molto interessante e molto importante. E anche qui note all'episodio, trovate la scheda completa. Passiamo al Friuli, che ha pubblicato un bando a fondo perduto per stimolare le aggregazioni tra le imprese. E in questo caso abbiamo come ammissibili progetti di aggregazione in rete che hanno come oggetto lo sviluppo di una rete di impresa già formalmente costituita, la stipulazione di un contratto di rete che entro 6 mesi deve tradursi in pratica dalla data di concessione dell'incentivo. In questo caso possono essere oggetto di contributo le seguenti fasi di aggregazione, quindi la fase propedeutica di orientamento, formazione e creazione della rete, la fase di predisposizione e poi la fase di realizzazione concreta. Anche qui
nelle note dell'episodio trovate il link alla scheda completa. Ritorniamo in Veneto, sono stati pubblicati i bandi per il PSR, per il piano sviluppo rurale, sono bandi per complessivi 150 milioni di euro di finanziamento, quindi anche qui una dote assolutamente molto cospicua di denaro messo a disposizione, che vanno ad incidere sugli assi relativi all'investimento per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, quindi tipicamente l'agroindustria, investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda agricola, questa rivolta alle aziende agricole, creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole, insediamento di giovani agricoltori, informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Ancora una volta nelle note dell'episodio trovate il link alla scheda di riepilogo, bandi che coprono sostanzialmente tutta la fase produttiva dell'agricoltura e dell'agroindustria, con contributi che variano a seconda dell'asse di finanziamento, arrivano fino al 60% e scendono fino al 30% a seconda un po' della dimensione, e contributi che sono anche in questo caso molto 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 importanti. Per concludere vi lascio anche il link di riferimento www.retteagevolazioni.it, nelle note dell'episodio vi lascio anche il link all'archivio dei bandi regionali, nel caso in cui vogliate approfondire per le altre regioni quali sono i bandi che sono oggi attivi, avete questo indirizzo diretto dove potete andare a ricercare nel nostro archivio di bandi quelli che sono i bandi che possono essere di vostro interesse. Con questo ho concluso, vi faccio un augurio di buone feste e di un felice anno nuovo e ci risentiamo a questo punto con l'inizio dell'anno nuovo, con il 2022. Buone feste e a presto!